A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. In apertura il debutto a livello nazionale del Super Green Pass anticipato in Friuli Venezia Giulia una settimana fa. Unica novità di fatto per i cittadini della nostra regione riguarda l'obbligo di certificazione verde per salire sui mezzi pubblici, con qualche problema per i ragazzini sopra i 12 anni non vaccinati che appunto raggiungono la scuola sui mezzi pubblici. Federica in pressing su Roma per chiedere di calmierare il costo dei tamponi. Il servizio. Già alle prese da una settimana con la zona gialla e con il Super Green Pass, il Friuli Venezia Giulia ad oggi sperimenta come unica novità l'obbligo di certificazione verde per salire a bordo dei mezzi pubblici. Che si tratti di autobus urbani ed extraurbani, di treni regionali a lunga percorrenza, dai 12 anni in su è necessario essere muniti di Green Pass base, che si può ottenere con il tampone, o Super, in possesso solo di vaccinati e guariti dal Covid. Tra lavoratori e studenti sono in particolare questi ultimi ad essere maggiormente penalizzati, in particolare i ragazzini dai 12 anni in su non immunizzati, che per continuare a raggiungere la scuola con i mezzi pubblici dovranno sottoporsi a tamponi ogni 2 o 3 giorni. In qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore Massimiliano Fedriga ha chiesto a Roma di calmierare i prezzi dei test per le famiglie e di prevedere una deroga all'obbligo di Green Pass per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Quanto al debutto del Super Green Pass a livello nazionale, da oggi è obbligatorio non solo in Friuli Venezia Giulia ma in tutta Italia per mangiare all'interno dei ristoranti o consumare nei bar seduti al tavolo. Serve per andare al cinema e a teatro, allo stadio, nei palazzetti sportivi e in discoteca. È invece sufficiente il Green Pass base per visitare mostre e musei, per accedere alle biblioteche e appunto per utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Intanto, a livello nazionale, nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo record di Green Pass scaricati, 1,3 milioni tra quelli base e rafforzati. A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni. In particolare, secondo i dati del governo, sono stati 968.069 i Green Pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per il tampone, 5.369 per la guarigione dal Covid. E sui mezzi pubblici locali oggi è stata una giornata di intensi controlli con le forze dell'ordine coordinate dalle prefetture, poche le sanzioni elevate, è prevalsa la collaborazione. Da oggi è in vigore l'obbligo di Green Pass sui mezzi di trasporto pubblico. Per salire a bordo si deve quindi esibire un certificato verde, tampone negativo, vaccinazione o avvenuta guarigione, con la sola esclusione dei minori di 12 anni e di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale su base di un'idonea certificazione medica. Su questo fronte sono stati intensi i controlli in regione, coordinati dalle prefetture, che hanno coinvolto tutte le forze dell'ordine e il personale delle aziende del trasporto pubblico, coadiuvato in alcuni casi da un servizio di vigilanza. L'obbligo di Green Pass riguarda tutti i collegamenti urbani ed extraurbani svolti dalla società TPL FVG e dalle aziende consorziate ATAP, Arriva Udine, APT Gorizia e Trieste Trasporti. I controlli sono stati effettuati a campione, in particolare all'esterno dei mezzi, prima che le persone salissero a bordo in modo preventivo e alla discesa delle corse per la verifica della regolarità dei viaggiatori. I controllori a bordo non possono emettere sanzioni, ma provvedono a segnalare la persona sprovvista di Green Pass alle forze dell'ordine. I verbali, per quanto riguarda la prima giornata, si attestano a poche unità. Sintomo, come riscontrato dalle aziende del trasporto pubblico, che c'è stata grande consapevolezza e collaborazione da parte di chi viaggiava. Il cellulare sempre a portata di mano. È un bene, per la sicurezza di tutti, assolutamente sì. I trasgressori vanno incontro a una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che può essere incrementata di 1/3 perché la violazione avviene all'interno di un veicolo. Sul fronte studenti non vaccinati, molti genitori stanno chiedendo i rimborsi, ai quali però al momento non hanno diritto. Anche nei prossimi giorni i controlli saranno serrati. Siamo andati a vedere come sono andate le cose questa mattina al Terminal Studenti di Udine. Massimo rigore nel controllo della certificazione verde nel primo giorno di obbligo del Green Pass sul trasporto pubblico locale. Ragazzi di fatto tutti in regola per andare a scuola a Udine. Come ti sei trovata? Mi sono trovata bene perché tanto basta mostrare la foto del Green Pass che ho, poi lo chiedo così tranquillamente in corriera e nulla di che, poi se uno non ce l'ha non fanno salire.
Quindi insomma rigoroso il controllo, hai notato? Abbastanza. Comunque le persone, i tuoi compagni, tutti ce l'avevate regolarmente? Sì, cioè, almeno le persone che conosco io sì, poi c'era una persona che ho visto che non ce l'aveva e l'hanno fatto scendere. Se uno non si vuole vaccinare, sinceramente sono cavoli suoi, sono loro che si mettono più nei casini. Per i mezzi pubblici noi siamo rivenditori di biglietti, per cui i ragazzi si rivolgono a noi, però i ragazzi sono assolutamente molto informati, molto più delle persone adulte. Il Super Green Pass, introdotto una settimana fa in Friuli Venezia Giulia, ha fatto incrementare le prenotazioni per le prime dosi di vaccino e accelerare quelle per il booster. Lo sottolinea il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il quale esclude per il momento che il Friuli Venezia Giulia possa passare in zona arancione. Il Friuli Venezia Giulia ha anticipato ad una settimana l'adozione del Super Green Pass che da oggi è attivo su tutto il territorio nazionale. Il sistema è perfettibile, commenta il presidente della regione Massimiliano Fedriga, e comunque un primo risultato l'ha sortito poiché sono aumentate sia le richieste di prime dosi di vaccino che le prenotazioni per la dose booster. Chi è scoperto totalmente da vaccino è la persona più a rischio. Teniamo conto che oggi i dati sono lampanti sul fatto che il vaccino sia efficace sul contagio, ma sia molto efficace sulla malattia grave, per evitarla. Noi ne parlavamo con la task force del professor Barbone, noi avremmo la metà degli ospedalizzati se tutti fossero vaccinati. Ma il Friuli Venezia Giulia corre il rischio di entrare in zona arancione? Dalle nostre previsioni non dovremmo diventarlo, però la pandemia ci ha messo di fronte a sorprese tante volte non piacevoli. In zona arancione chi è vaccinato, chi ha superato la malattia, di fatto potrà fare tutte quelle attività che si possono fare in zona bianca. Quindi il Super Green Pass non sono misure restrittive, sono misure di tutela della salute, non c'è dubbio, ma anzi dall'altra parte però di maggiore apertura, perché a tutte quelle attività economiche noi diamo garanzia di futuro. Vuol dire che non c'è il rischio che chiudano a Natale, come è successo l'altro anno, dove il turismo invernale è stato massacrato. Quanto alla campagna vaccinale, la Regione conta entro la fine dell'anno di somministrare le 400.000 dosi a disposizione. Nel weekend successivo al 15 dicembre saranno predisposte anche alcune giornate per la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. La Regione è pronta ad accelerare ancora sulla campagna vaccinale anti-Covid, mettendo in campo tutte le forze per aumentare le coperture. Il tutto però rimane condizionato alla disponibilità delle dosi, come sottolinea il vicepresidente con delega alla salute Riccardo Riccardi. Noi abbiamo circa 400.000 dosi e vogliamo farle tutte nel mese di dicembre. Abbiamo ancora circa 88.000 persone delle categorie prioritarie che sono fuori, abbiamo allungato la disponibilità delle agende che è superiore al target che il generale Figliuolo ci ha dato, mettiamo in sicurezza coloro che ne hanno diritto prima e poi sarà possibile dare una risposta anche a tutti gli altri. Ripeto, le aziende hanno fatto un lavoro importante e poi ci vogliono le dosi. Tutti auspichiamo che poi le dosi aumentino per poter vaccinare tutti. Sicuramente sarà una campagna, secondo me, più veloce di quello che abbiamo visto nella fase precedente. Un altro impulso sarà dato all'avvio della somministrazione ai bambini nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, 68.000 nella nostra regione, una possibilità ormai imminente. Noi pensiamo di fare alcune giornate nel corso del fine settimana successivo alla consegna delle dosi. Le consegne delle dosi sono previste per il 15 di dicembre. Quindi nei giorni successivi speriamo di poter fare un lavoro anche a beneficio dei bambini. E sono 6 nelle ultime 24 ore le persone morte con Covid in Friuli Venezia Giulia, sono 29 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 305 quelli accolti in altri reparti, 388 sono i nuovi contagi, la fascia di maggior contagio è quella degli under 19, il 26,5%. 5 i casi tra i dipendenti delle aziende sanitarie, 7 tra operatori delle case di riposo. Sono 7.700 le persone in isolamento.
E oltre un altro capitolo della vicenda legata alla pandemia, il presidente della regione Massimiliano Fedriga è da una settimana sotto scorta dopo le ripetute minacce ricevute da parte dei Novax. È un momento difficile, commenta il governatore, ma passa in secondo piano quando si deve lavorare per il bene della comunità. Sentiamolo. Sotto scorta da una settimana, ma la notizia è trapelata oggi. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga è costantemente accompagnato da 2 persone in seguito alle minacce ricevute a causa delle sue posizioni sul tema dei vaccini e misure anti-Covid. Quello è l'ultimo dei problemi. Noi stiamo lavorando per dare risposte ai problemi di salute, ai problemi economici del nostro paese. Dopo quanto deve fare il Presidente della Regione lo fa e quanto deve subire lo subisce, non importa. L'importante è uscire presto da questo periodo e tutti ci stiamo operando, con i nostri limiti e i nostri difetti, non c'è dubbio, però a cercare di uscire il prima possibile da questa situazione. Però il momento è difficile. Il momento è difficile, ma insomma l'abbiamo vissuto di momenti difficili, superiamo tutti i momenti difficili, l'importante è avere la volontà di farlo per il bene comune, il bene collettivo, e noi ce la mettiamo tutta. Sono diversi i messaggi di solidarietà che sono arrivati al presidente Fedriga da parte di esponenti del governo e delle varie forze politiche. Mando un abbraccio all'amico Fedriga per le vili minacce ricevute da fanatici no Green Pass, per la sua posizione chiara e ferma a tutela della salute dei cittadini e della ripresa economica, ha scritto sui social il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta. E poi le parole di Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale. Vicinanza e solidarietà a Massimiliano Fedriga, le minacce dei Novax non lo fermeranno, non scalfiranno il suo lavoro come presidente del Friuli Venezia Giulia, ma neanche il suo impegno, il suo sostegno alla campagna vaccinale, unica via per portare l'Italia fuori dalla pandemia. E poi su Twitter è intervenuto il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, vicinanza e solidarietà a Fedriga, conoscendo Massimiliano le pesanti intimidazioni avranno l'effetto opposto, come lo hanno su chi sa di avere responsabilità importanti a salvaguardia della sicurezza e della salute della nostra comunità. E ancora le parole di Deborah Serracchiani, capogruppo del PD alla Camera, al presidente Fedriga la vicinanza e la solidarietà delle deputate e dei deputati del Partito Democratico. È intollerabile che chi si prodiga per tutelare la salute della propria comunità e garantire la ripresa dell'economia sia minacciato e costretto a vivere sotto scorta. Basta con questo clima d'odio alimentato da gruppi Novax. E venerdì 10 dicembre i lavoratori della scuola sciopereranno anche in Friuli Venezia Giulia per denunciare la scarsità delle risorse previste sull'adeguamento dei contratti, l'assenza di fondi per la proroga degli organici Covid del personale ATA e per il potenziamento delle assunzioni e altre criticità legate sia al personale che alla gestione della pandemia. Contestualmente allo sciopero, le segreterie regionali dei sindacati che proclamano la protesta, FLC CGL, Will Scuola Rua, Gilda UNAPS e SNALS Confsal terranno una conferenza stampa a Udine alle 10:30 all'Ipsia Cecconi. Sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione delle scuole in regione. La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto 95 nuclei familiari ospitati da centri di accoglienza per stranieri che hanno percepito indebitamente il reddito di emergenza per importi complessivi di 178.000 euro. Non avevano i requisiti eppure hanno chiesto il reddito di emergenza ottenendo dallo Stato 178.000 euro. Così 95 nuclei familiari ospitati da centri di accoglienza per stranieri sono stati pizzicati dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che dopo una serie di attenti controlli ha rilevato come queste famiglie abbiano ottenuto sussidi senza averne diritto, proprio perché già ospitati in strutture completamente a carico dello Stato. 2 capifamiglia sono stati deferiti alla Procura di Pordenone per il reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato. Gli altri 93, rientranti nell'alveo di irregolarità amministrative, sono invece stati sanzionati per una somma complessiva di poco superiore ai 500.000 euro. Il reddito di emergenza, stanziato per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia, prevedeva l'erogazione di un massimo di 5 mensilità oscillanti, in base agli indicatori posseduti dalle famiglie aventi titolo, in una forbice tra i 400 e gli 800 euro per rata, per un massimo di 4.000 euro l'anno. Tutte le persone individuate dalle Fiamme Gialle pordenonesi sono state segnalate all'INPS, che si attiverà per il recupero delle somme indebitamente erogate.
È tornato in corte d'assise a Udine il processo a carico di Giuseppe Forciniti, l'infermiere di 34 anni che il 25 novembre del 2020 accoltellò a morte la compagna Aurelia Laurenti, di un anno più giovane, colpendola con una ventina di fendenti al collo durante l'ennesima lite nella loro villetta a Roveredo in Piano. Durante l'udienza le parti hanno concluso la discussione delle prove dei testimoni da ammettere al processo. Il dibattimento comincerà a metà gennaio 2022. È costata cara ad un cameriere di 28 anni l'aggressione ad un collega sul posto di lavoro a Lignano. Il Tribunale di Udine lo ha condannato a oltre 3 anni di reclusione. Picchiò il collega procurandogli un notevole danno al volto. Cameriere condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione e a 14.000 euro di risarcimento. È la sentenza emessa oggi dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine, che ha riconosciuto colpevole il 28enne Antonio D'Angelo, residente a Udine, di lesioni personali aggravate. Il PM aveva chiesto 10 mesi di reclusione. Cosa curiosa, il condannato potrebbe addirittura non sapere di essere stato sotto processo, in quanto non ha mai ricevuto la notifica del procedimento. La vicenda, accaduta in un villaggio vacanze di Lignano Sabbie d'Oro, risale al 13 giugno 2018. Il condannato ha aggredito un collega di 37 anni durante l'orario di servizio a pranzo, colpendolo con calci e pugni, procurandogli lesioni, soprattutto al volto, guaribili in 45 giorni. Oltre a ciò, la persona picchiata perse il lavoro in quanto non fu riconfermata al termine della convalescenza. Secondo la deposizione della vittima, rappresentata dall'avvocato Isabel Lombardi, che aveva chiesto un risarcimento di 28.000 euro, tra i due erano sorti problemi di coabitazione nell'alloggio offerto dal datore di lavoro. Il difensore dell'uomo, l'avvocato Monica Catalfamo, sta valutando il ricorso in appello. Un bambino di 13 anni è stato soccorso questa mattina alle 7 dopo essere caduto dalla sua bicicletta mentre stava andando a scuola in Viale Ledra a Udine. È stato aiutato prima dai passanti e poi portato in ospedale in ambulanza. Fortunatamente nulla di grave per lui. E si è concluso invece con uno schianto a Basaldella di Campoformido, un inseguimento ad alta velocità scattato ieri sera a Udine nella zona di via Lumignacco. Il conducente di una Suzuki Swift non si è fermato all'alto intimato da una pattuglia della Polizia di Stato. Il conducente dell'auto in fuga, un 41enne di Udine già noto alle forze dell'ordine, è stato inseguito da 4 volanti. La corsa è terminata con un violento impatto tra un mezzo della polizia e la Suzuki. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Dopo un controllo del veicolo, gli agenti hanno trovato 34 grammi di cocaina, 10 di hashish, un bilancino di precisione ed un coltello. A quel punto l'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e per resistenza. Sono in corso accertamenti per identificare un complice. Sul posto anche l'equipaggio di un'auto medica. Rilievi e viabilità dei carabinieri di Udine. La Suzuki è stata posta sotto sequestro. Va a fare visita al fratello della compagna nella sua casa di San Giorgio di Nogaro e lo trova morto sul divano. Tragedia ieri pomeriggio nella cittadina del Porto, dove un uomo di 64 anni, RM le iniziali, è morto in seguito ad un malore. Sono stati inutili purtroppo i tentativi di rianimazione. Ed è lutto a Montenars per la morte di Eugenio Panichelli, storico segretario comunale in diversi comuni del Friuli, in particolare nel periodo del post-terremoto, in Carnia, nella Val Canale, nel Gemonese. In pensione da diversi anni, Panichelli si è spento per un malore improvviso a 83 anni, poco dopo aver pranzato assieme ai familiari. Come ricordato dall'amico Maurizio Primus, Panichelli ha seguito passo passo tutto il cammino amministrativo burocratico della ricostruzione del sisma. Era capace di rimanere dietro la scrivania anche fino alle 3 del mattino pur di portare a termine il suo lavoro sempre puntiglioso, ricorda Primus. La sua conoscenza spaziava su quasi tutto lo scibile umano, dispensava il suo sapere con chiunque senza mai farlo pesare. Lascia la moglie Maria Cristina, i figli Karen con Massimo e Michele con Erika, oltre alle amate nipoti Sofia, Emma ed Antonella. I funerali si svolgeranno giovedì nella chiesa di San Giorgio a Montenars. In occasione del trentennale, la Fondazione Friuli presenta 2 interventi di rigenerazione urbana. Scopriamoli nel prossimo servizio.
Il 2022 sarà l'anno della svolta perché consentirà di capire se tutti gli attori della ripresa sono stati capaci di fare sistema. Sono parole di Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, che oggi ha compiuto 30 anni. L'anniversario è stato celebrato alla presenza del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con un incontro a Palazzo Antonini Maseri, sede del rettorato dell'università, in cui è stata ribadita l'importante sinergia tra la Fondazione Friuli, l'Ateneo e il territorio. Il rapporto che c'è fra università e fondazione è un rapporto che non è per nulla statico, nel senso che è un continuo scambio di stimoli, di obiettivi, di idee per riuscire a venire incontro a quelle che sono le esigenze delle nuove figure professionali dei nostri giovani, del quale il mondo del lavoro avrà bisogno. Quello che facciamo è anche naturalmente sperimentare anche forme nuove di formazione e aggiornamento di queste figure professionali nuove. Ecco, per fare queste sperimentazioni a volte bisogna uscire dal seminato, e in questo senso ha anche molta importanza queste iniziative che facciamo anche con Fondazione Friuli, in cui lanciamo spesso qualche sasso e più di qualche volta riusciamo anche a farlo raccogliere. La Fondazione è per Udine un pilastro irrinunciabile per il tessuto economico del territorio, hanno ribadito nell'occasione i sindaci di Pordenone, Ciriani e di Udine Fontanini. Le due città sono attualmente interessate da ulteriori interventi sostenuti dalla Fondazione. Nella destra a tagliamento il palazzetto del Pordenone e a Udine il recupero complessivo dell'edificio ex Banca d'Italia, che dopo 400 anni sarà aperto alla cittadinanza e restituito alla fruizione pubblica con l'annesso giardino che collega Piazza Primo Maggio. L'investimento sarà di 6 milioni di euro e sarà portato a termine nel 2023. Le nuove generazioni del settore agricolo puntano su sostenibilità, creatività e innovazione e fanno fatica ad avere accesso al credito. In Friuli Venezia Giulia cresce del 4% rispetto al 2019 il numero di imprese agricole condotte dagli under 35. Attualmente sono 800, 426 delle quali sono in provincia di Udine. Nella maggior parte dei casi i giovani imprenditori non provengono dal settore, ma sono spinti, al di là della pandemia, a ricercare nuovi stimoli e produzioni innovative. È in sintesi quanto emerge dal rapporto sui giovani in agricoltura presentato dalla Coldiretti. Noi abbiamo molti giovani che sono proprio agricoltori di prima generazione e quindi magari provengono appunto da famiglie che hanno altri percorsi. Sono anche aumentate le iscrizioni alle discipline di competenza sia negli istituti superiori che all'università. Noi abbiamo molti agricoltori che si portano anche produzioni innovative, come ad esempio anche l'impiego della canapa. Piuttosto che anche aziende giovani che coltivano l'alga spirulina, e sono comunque tutte aziende che ad oggi fanno anche magari un po' di difficoltà a trovare più degli altri, a trovare anche un po' di accesso al credito, un canale preferenziale, perché sono talmente tanto innovativi che non riescono ancora a collocarsi rispetto a quelle che magari sono le questioni burocratiche e normative. Dalla stazione dei Carabinieri di San Giorgio di Nogaro alla finale di Miss Italia. Il sogno di Francesca Bessone si sta realizzando. Assieme a lei accede alla finale del più longevo e prestigioso concorso di bellezza anche Erika Rebelato, studentessa di 20 anni di Cammino al Tagliamento. Dalla divisa della Benemerita al body di Miss Italia, sognando la corona più ambita, quella della reginetta di bellezza. Il sogno di Francesca Bessone, carabiniere semplice in servizio fino a poco tempo fa alla stazione di San Giorgio di Nogaro, è arrivato all'ultimo grado di giudizio. Questo pomeriggio infatti sono stati annunciati i nomi delle 20 finaliste selezionate dalla giuria e dalla patron Patrizia Mirigliani. Tra i volti selezionati per la fascia più importante c'è proprio il suo, quello del militare dell'Arma attualmente in servizio nella caserma piemontese di Omegna. La 27enne di Desenzano del Garda, eletta Miss Sorriso Piemonte Valle d'Aosta già nel 2020, si era fatta apprezzare per la sua bellezza, arrivando seconda alla selezione indetta alla Tisana organizzata da Michele Cupitò. Si definisce una sognatrice pessimista, tenace, resiliente, ha una buona memoria e una naturale
propensione all'ascolto, ma gli appassionati della regione faranno soprattutto il tifo per la friulana Erika Rebellato di Cammino al Tagliamento, una bellezza acqua e sapone. A 20 anni studia all'Università Scienze Tecniche del Turismo Culturale e nutre una grande passione per il mondo dello spettacolo e della moda. Nel tempo libero ama studiare e fare scatti con la sua macchina fotografica. Erika si era qualificata alle prefinali nazionali vincendo il 9 agosto a Lignano il titolo regionale di Miss Sport Friuli Venezia Giulia. La giovane friulana si era inoltre messa in mostra anche su Telefriuli conquistando il 16 luglio scorso il terzo posto in Miss in Onda Rivignano. Ora non toccherà che attendere la finalissima che si terrà a Venezia il 19 dicembre, che sarà trasmessa in esclusiva sul web e sui social. Dopo 82 anni di storia e lo stop del 2020 imposto dalla pandemia, il concorso di bellezza più celebre e longevo d'Italia ha infatti deciso di applicare un forte restyling, mettendo definitivamente in soffitta anche la classica sfilata in costume, le fasce e i numeri delle miss. Subito dopo il TG, appuntamento in diretta con Poltronissima per seguire l'Udinese di scena a Empoli. Allora ci colleghiamo con Francesca Spangaro per alcuni dettagli. Francesca, buonasera. Buonasera a te Alessandra, chi ci segue da casa. Tra poco cominceremo con Aspettando Poltronissima, il fischio d'inizio di Empoli Udinese alle 18:30, seconda sfida trasferta consecutiva per i bianconeri che dopo il 4-4 all'Olimpico non possono mancare l'appuntamento con la prestazione e con la vittoria sia per la classifica che per la guida tecnica di Gotti. Allora vediamo rapidamente la formazione con le scelte del tecnico bianconero che schiera un 4-4-2, sostituisce l'assenza di Becao in difesa con De Maio, Perez e Udoge sugli esterni in difesa, Sopì e Deulofeu a centrocampo, c'è Mackengo dal primo minuto, si punta ancora su Beto assieme a Success. A tra poco con Poltronissima. A te Alessandra. Grazie a Francesca, noi ci fermiamo qui, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento di serata, arrivederci.